Darei la parola al dottor Buffon. Eccomi qua, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Allora partiamo subito con una presentazione che è cambiata un po' perché siamo per fortuna abituati a fare queste serate informative, quindi siamo anche ben contenti di portare questo esempio un po' dappertutto, ma in particolare qui da voi. E a me piacerebbe coinvolgere anche qualcuno di voi dopo magari che porti anche un po' di testimonianza. Vedo Don Roberto, che stiamo portando avanti una bellissima progettualità in questo territorio con un'azienda agricola sociale, a carattere sociale, e vedo anche la signora Manola che è partita per prima entusiasta dei nostri consigli con questa esperienza, e questi aspetti sono quelli più importanti, ma vedo anche dei colleghi, ovviamente che non sono solo Mauro Caponelli e il dottor De Rui, come il dottor Bobo Doris, che ci accompagna. E per che motivo? Perché come servizio, diciamo servizio veterinario, servizio ULS, servizio SIAN, abbiamo fatto un gruppo dedicato proprio alle piccole produzioni locali, in questo percorso di semplificazione per eliminare quello che è l'aspetto, diciamo, burocratico e badare al suolo in qualche maniera, come fate voi quando dovete coltivare, allevare oppure trasformare, che è la cosa più difficile. Bene, il progetto, vai pure avanti Mauro, nasce, questa è l'ultima delibera, la 2162 del 2017, ma è la sesta. Non perché abbiamo sconvolto le delibere cominciate ancora nel 2007, scusate, ma semplicemente perché siamo andati a implementare questo progetto con nuovi prodotti e sistemi semplici di operatività da parte vostra. Questa infatti è l'ultima delibera che prevede 12 tipologie di prodotti, comprende 12 tipologie di prodotti. Siamo partiti all'inizio con i salumi e via via poi con le carni viconicole, i prodotti vegetali e avanti di seguito. Poi casomai facciamo un piccolo excursus sulle varie tipologie di prodotti. Però la cosa fondamentale che ci preme dire, e dico ci preme perché siamo comunque un gruppo, è che abbiamo in qualche maniera eliminato proprio quella che è la parte burocratica, cioè la carta. E quindi tutto quello che è l'aspetto burocratico e di avviamento e di registrazione che c'è da fare per l'azienda agricola che appronta proprio per fare questa trasformazione dei prodotti, parte proprio dalla facilitazione che il produttore ha da parte nostra, perché partiamo con un parere preventivo, veniamo noi in azienda, ci chiamate e noi veniamo per dare il consiglio giusto nel indicarvi qual è il locale più adatto per la trasformazione, per prepararlo, no? Allestirlo per la trasformazione dei prodotti. E anche poi la parte burocratica ci pensiamo noi, addirittura prepariamo già la famosa redazione tecnica, quella che accompagna quello che voi fate e come lo fate. Vai pure avanti. Infatti la semplificazione di questo progetto parte proprio dal fatto che i locali sono quelli dell'azienda agricola, come diceva ben prima il nostro sindaco, e sono locali dell'abitazione che non hanno bisogno di cambio di destinazione d'uso, ed è una cosa molto importante perché dal punto di vista urbanistico queste cose qua sono molto onerose. Possono essere appunto locali presenti nelle pertinenze dell'abitazione, quindi il portico, il garage, piuttosto che la vecchia stalla, piuttosto che altri locali, e comunque senza grossi investimenti dal punto di vista strutturale, proprio perché il PC è quello dell'abitazione, lo spogliatoio può essere presente nell'abitazione, ma è presente anche nel laboratorio attraverso un armadietto, quindi un unico locale per lavorazioni diverse in tempi diversi. Questa è la cosa che semplifica soprattutto il percorso. Anche per quanto riguarda la stagionatura, diciamo che la cantina tradizionale dei salumi si usa quella che si è sempre usata. Quindi senza obbligo di cambio di destinazione d'uso, aerati naturalmente e adeguatamente illuminati. Non ci sono misure, non ci sono piastrelle che devono essere messe a 3 metri piuttosto che a 2,70, eccetera. Non devono esserci locali che devono avere per
l'importante è consapevolizzare quello che è il vostro percorso nella trasformazione dei prodotti, in modo che siate sicuri soprattutto che il vostro percorso igienico-sanitario sia corretto. Poi il prodotto sicuramente sarà buono, però quella che è la sicurezza vostra è il nostro pensiero. Andiamo avanti. Questo per esempio è l'esempio di una trasformazione di laboratorio. Questo era un garage e vediamo, eccola qua, ecco, questo è l'adeguamento che è stato realizzato per trasformare questo garage in laboratorio. Quindi strumenti semplici, cose adeguate e quindi semplificazione al massimo. Avanti. Anche qua vedete tavoli tradizionali in legno per la lavorazione dei salumi, superfici comunque lavabili, pulibili. Quello che chiediamo è il mantenimento di queste superfici anche in legno, no? Anche se tradizionali oppure un po' rovinate, eventualmente con un minimo di manutenzione si riescono a ottenere. Però quelli che sono gli aspetti igienici non vengono trascurati. Vedete le reti antinsetto, vedete gli scarichi a sifone, vedete un lavandino per lavaggio delle mani, no? A comando non manuale, e anche un lavandino normale per il lavaggio delle attrezzature. Avanti pure. Questo per esempio è l'adeguamento di un piccolo laboratorio per la macellazione dei polli e dei conigli, quindi strumenti semplici. Questa è una cantina tradizionale, come vedete. Avanti pure. Queste sono attrezzature che vengono usate, quindi normali attrezzature che conosciamo, a seconda proprio della tipologia di percorso che uno deve fare di produzione. La formazione noi non la facciamo non solo attraverso i corsi, come vedete qua, ma la facciamo direttamente in campo. Già dal primo momento in cui ci vediamo spieghiamo quali sono le regole, qual è il rapporto che noi cerchiamo di instaurare con voi, che deve essere soprattutto di fiducia, perché la cosa più principale è che chi produce si deve sentire sicuro e accompagnato da chi dà le indicazioni giuste. Quindi quando mettiamo nero su bianco tra virgolette la lista della spesa per l'adeguamento del laboratorio, ma spieghiamo anche quali sono le regole poi per avere un corretto percorso igienico nella produzione dei prodotti. Avanti ancora, quindi questi sono tutti percorsi che portano a vantaggi nei controlli che noi facciamo al posto vostro, quindi controlli non ufficiali ma conoscitivi, quelli che facciamo prima che voi esitiate il prodotto alla vendita, in modo che voi possiate viaggiare in sicurezza, possiate vendere il vostro prodotto in maniera sicura. E quindi analisi microbiologiche per voi non hanno costo, e la consulenza per noi verso di voi è gratuita, e quindi è un accompagnamento vero e proprio. Questo è, come vedete in basso a destra, le 27.000 erotti analisi fatte in oltre 10 anni di controlli. Hanno portato sì, vedete, a qualche positività, ma sempre prima che il prodotto entri nel mercato, e sempre controllato in maniera idonea da parte nostra, e anche sotto la vostra supervisione in qualche maniera, per capire dove sta il problema. Anche noi siamo pronti a capire e a cercare di darvi i consigli giusti per capire le cose importanti. Andiamo pure avanti. Infatti la sicurezza della vendita dei prodotti fino al 2008 ad oggi non sono state riscontrate alcune positività nei prodotti, ma non sempre sono state gestite in maniera ottimale prima che arrivassero al consumatore finale. Quindi grazie all'intenso monitoraggio, al campionamento che abbiamo fatto e alla collaborazione tra noi, l'Istituto Trofofilattico che ci esegue le analisi, e i produttori, poi abbiamo avuto un rischio zero. Il rischio è legato a qualche positività, ma sempre prima che questo arrivi nel mercato. E un confronto fatto con i prodotti PBL e quelli industriali ci dicono che la positività può essere al massimo uguale o addirittura inferiore a questi prodotti. E comunque i nostri prodotti PBL, proprio perché sono controllati, monitorati in maniera adeguata, no? Sono molto più sicuri rispetto a quelli industriali. Andiamo avanti. I vantaggi quindi per le piccole produzioni locali sono il fatto di avere anche una visibilità attraverso un marchio pubblicizzato appunto dalla Regione Veneto, che ringraziamo, l'utilizzo del sito appunto per la
diciamo, per fare pubblicità e per venire all'azienda, e anche e soprattutto attraverso il sito questo sistema di controllo diretto delle analisi, quindi in tempo reale voi avete sempre la percezione di come sta andando la vostra produzione. Il sito e diciamo, l'esito delle analisi funziona con delle schermate che sono a semafori, quindi il semaforo verde quando tutto va bene, il semaforo giallo quando c'è qualcosina, il semaforo rosso ci si ferma. Il primo che si accorge, di solito noi o anche voi, ci si sente al telefono, si vede qual è il problema, si risolve e si prosegue poi nel percorso in maniera adeguata. Quindi molto semplice. Anche per quanto riguarda tutto quello che riguarda diciamo, l'autocontrollo, o meglio le regole da seguire, sono stati realizzati grazie alla Regione questi manuali di buone prassi igieniche che non hanno nient'altro che esemplificare con delle foto quello che è l'aspetto positivo e quello che è l'aspetto negativo e con una spiegazione del perché. E quindi strumenti semplici in maniera adeguata e molto chiari, in modo che uno abbia le idee chiare e possa diciamo, trasformare senza pericoli. Avanti pure. Questo perché, come dicevamo prima, è importante che ogni operatore sappia e sia consapevole di avere tra le mani non solo l'impasto di carne, ma anche la salute dei consumatori e dei prodotti che sta facendo. Questa è la cosa più importante. Questo è uno degli aspetti formativi che noi periodicamente facciamo e questo è anche un saluto che i produttori che già sono operativi danno anche a voi e danno un po' di, tra virgolette, spinta di entusiasmo a intraprendere questo percorso. E grazie e buon proseguimento e buona serata a tutti. Siamo pronti a se volete possiamo sentire anche qualcuno dei produttori, chiamerei Manola, che così ci dà due parole di insolenza. Buonasera, io sono Manola, azienda agricola San Fabio. Noi siamo produttori di mela cotogna e il nostro obiettivo era quello di avere i nostri prodotti. Allora, l'anno scorso abbiamo conosciuto il dottor Buffon, ci ha presentato il progetto PPL, abbiamo deciso di aderire e oggi abbiamo i nostri prodotti. Abbiamo il nostro piccolo laboratorio, piccolo ma funzionale, quindi siamo stati seguiti in ogni passo. Il dottor Buffon era sempre presente. Non te l'ho suggerito io. No, sempre presente, non mi ha suggerito niente, anzi mi ha guidata in tutto il percorso. E grazie di cuore. Questo è sempre il lavoro di squadra che dicevamo prima, perché per fortuna anche le professionalità nostre sono diverse. Io sono un veterinario, non è che ne sappia tanto di prodotti vegetali, però grazie a questo gruppo che si muove nel territorio, viene da voi a trovarvi, stiamo dando anche grazie al dottor Bobo, appunto a Manola, abbiamo dato tutti i consigli adeguati per la realizzazione di questo laboratorio e anche dei prodotti che ha fatto. Sì, io non ho dovuto fare grandi cose, praticamente c'è stata la trasformazione della lavanderia in laboratorio, quindi non ho dovuto sconvolgere tutta la casa per avere un laboratorio, neanche con costi altissimi, ho dovuto comprare il minimo che serviva per avere un laboratorio funzionale, tutto qua. Quanti metri quadri fa il tuo laboratorio? Piccolissimo, sarà neanche 10 metri quadri. Neanche 10 metri quadri. Bene. E tu stai producendo succhi? Sì, succo e confetture. Confetture di mela cotogna e confetture anche di alta frutta. Sì. Okay. E tutto è successo in pochissimi mesi. Abbiamo fatto il sopralluogo che era a maggio, a fine luglio ho iniziato a trasformare. Dobbiamo ringraziare anche il marito che in autocostruzione ha fatto molti dei lavori che erano da fare nel laboratorio, tra cui le zanzariere. Sì, le trasformazioni, del bascolante, così. Bene. Grazie. Grazie. In questo progetto rientrano anche non solo le aziende agricole ma anche le scuole. Questo perché le scuole, in particolare le scuole diciamo, di alberghiere, come la scuola di Vadobbiata che ha già iniziato da tempo, la scuola di agraria, che formano dei nuovi giovani che un domani potrebbero
intraprendere anche questi in un'azienda agricola, diciamo, di trasformazione in PPL, ma danno anche degli esempi perché imparano anche a trasformare, quindi diventano, tra virgolette, dei tutor, diventano dei norcini, diventano dei casali, e questa è una cosa importante che noi ci teniamo molto. Uno fra questi esempi comunque di aspetto, diciamo, chiamiamolo educativo e sociale, di percorso integrato con il territorio, ripeto, noi siamo partiti da questo progetto con in testa una cosa: il nostro si chiama servizio US, servizio veterinario, servizio SIA. Quindi partendo da questa parola servizio abbiamo imparato ad ascoltare, abbiamo imparato a interagire e soprattutto a collaborare con voi per riuscire a portare avanti questo progetto, che adesso vede anche molti numeri. In provincia di Treviso stiamo superando le 300 aziende agricole e siamo vicino al migliaio a livello veneto. Quindi è una cosa importante questa che sta crescendo veramente in maniera esponenziale. Poi il dottor De Lui parlerà meglio di questa cosa qua. Vorrei fare due parole soltanto a Don Roberto e chiedo di portare questo esempio di azienda agricola sociale che è importante nel territorio, di questo territorio. Buonasera, il domo in questo momento non ci sta tanto. Parlo come presidente di una cooperativa terranica agricola sociale. La cooperativa è nata per dare spazio e possibilità di lavoro a persone con disagi, soprattutto di carattere mentale, comunque in questo ambito. La cooperativa, l'azienda non so è, grazie alla donazione ricevuta, sono circa 5 ettari, parlando alla Trevisano 10 campi, no? E abbiamo avuto il sostegno dell'US, soprattutto per quanto riguarda in questo momento la produzione del miele, e stiamo predisponendoci per la macina e la produzione di farina da polenta, con un riferimento a delle qualità significative, e poi siamo aperti al futuro. La nostra preoccupazione è quella di introdurre nella realtà agricola proprio delle persone che in altri ambienti di carattere industriale avrebbero notevoli difficoltà. Crediamo ancora che l'agricoltura sia uno spazio in cui anche chi non è particolarmente dotato, ma è una persona con tutto il valore della persona, può realizzarsi professionalmente, per cui è nata questa grazie al governo, grazie al gruppo Silvestre, al gruppo significativo, siamo estremamente sentiti, estremamente sostenuti, davvero sostenuti. Grazie. Bene. Posso inserirmi? Visto che abbiamo sentito Manola, però qui c'è anche Luca Antonioli, che è un altro giovane imprenditore di Codogné che si è cimentato con il miele, le api. Possiamo farlo venire, così magari ci racconta anche Luca la sua esperienza. Poi noi abbiamo anche la primissima PPL, che è l'azienda agricola Melo Cotogno, proprio che sono un po' accecata. Non so se qui c'è Daniele qui sotto, o Iuri, però loro sono stati proprio pionieri per quanto riguarda la storia delle PPL a Codogné. Però qui c'è Luca e io lo farei intervenire. Sì, grazie, mi sono abituato a parlare in questo contesto. Comunque buonasera a tutti. Saluto anche Mauro e Luca che mi hanno, grazie alle loro sinergie, mi hanno aiutato ad aprire questo laboratorio del miele, e è partito quest'anno ufficialmente e niente, l'annata è praticamente finita, adesso c'è lo sversamento delle famiglie. C'è stata la partecipazione per la prima volta al concorso nazionale dei mieli di Castel San Pietro Terme, dove il miele particolare primaverile ha preso anche un riconoscimento di una goccia d'oro, e quindi motivo maggiore di orgoglio per una PPL che parte da quest'anno. Grazie.